Finalmente ragazzi siamo arrivati al Cuyo, all'hotelito, dove ci fermeremo fino a domani. Stanchissimo. Siamo arrivati, dai. Qua si sente come a casa al Cuyo, all'hotelito al Cuyo. E qua ragazzi sono tutti prodotti italiani, qua le torte le fa direttamente Roberta. Wow. Questa è la mia invece ragazzi, guardate che spettacolo. Bellissimo. Questo va nelle bagno. È arrivato il nostro tagliere di salumi ragazzi, del cadente bomba. Questo non è Italia, guardate. Con il nostro scritto ovviamente. Grazie. Questo è il centro. È il Cuyo. Andiamo a vedere la spiaggia del Cuyo ragazzi, aspettando il tramonto. Andiamo. Spettacolo comunque a Sabbia Bianca, spiaggia vergine. Beh, qua il Sargasso sinceramente non era proprio neanche arrivato. Guardate che... wow. Questo mi piace assai. Ragazzi guardate che spettacolo la nostra cena, questa qua è una carbonara doc con guanciale. Madonna, anche lei è uguale, anche lei. E lui invece ha preso i gnocchi della carne. Buon appetito. Ragazzi guardate questa crostata all'arancia amara. Lui ha preso la mia stessa torta, invece lei ha preso il tiramisù. Che bomba. Ragazzi guardate questo mescal con il verme che si chiama Busano, che è questo qua, il sale di Busano, questo è il mescal, con il ciapolines che è tipo dei grilli, è un sale che si usa con i mescal. Ragazzi siamo qui con Roberta e Paolo dell'hotelito del Cuyo. Ragazzi spiegatemi un po' cos'è l'hotelito del Cuyo. Allora, l'hotelito del Cuyo abbiamo aperto da circa 1 anno e mezzo e siamo situati qua nel Cuyo. È un'esperienza nuova per me e per mia sorella che stiamo affrontando in un posto fantastico per fare le vacanze, per rilassarsi, se volete fare dello sport, c'è molta natura e poi qua da noi trovate anche una cucina molto casalinga, italiana, con prodotti di qualità italiani e un'accoglienza più possibile buona che possiamo offrirvi, non lo so. Come in famiglia, io mi sento come in famiglia. Tu quanto tempo è che sei in Messico? Io sono 18 anni che sono in Messico, però appena sono 1 anno e mezzo che siamo qui nel Cuyo. Il Cuyo è un posto molto tranquillo, bellissimo, giusto per rilassarsi, per andare in spiaggia, stare da soli, camminare, fare lunghe camminate, fare delle corse anche, e per stare veramente in pace. E ovviamente anche, scusami, se avete dei cani, il Cuyo è il posto perfetto per portare i cani e anche all'hotelito siamo pet friendly dove ospitiamo più che volentieri i vostri animali, amici quadrupedi. No esatto, io sono venuto qua ragazzi 1 mese e mezzo fa con mio fratello e 2 amiche per provare un tour che è appunto lo Yucatan on the road e sono capitato qui all'hotelito del Cuyo ragazzi, tutti i clienti che verranno li porto qua perché è un'esperienza unica. Ciao a tutti e vi aspettiamo! Ciao! Buongiorno ragazzi, la nostra colazione, caffè, questa bowl di frutta, succo d'arancia, succo misto confermo arancia, succo di confermo, uova, anche lui. Oggi ragazzi relax al Cuyo, guardate che mare, la spiaggia è solo per noi praticamente. Che bello.
alla fine ragazzi ci siamo messi qua in questa palapas, guardate che figo, cioè paradiso terrestre ragazzi, per cui io classico ciringhito sulla spiaggia. Guardate cosa è arrivato ragazzi per pranzo, tagliere di formaggi e salumi. Io ragazzi mi sono fatto questo pane con la provola e la mortadella, ma è uno spettacolo, Tutto pronto ragazzi, si riparte e si torna a casa a Playa del Carmen. Andiamo.